Allora, è molto difficile, come vi rendete conto, cercare di ritrovare ragionevolezza adesso e di ricomporci. Io credo che questo ci debba insegnare molte cose, molte cose. È difficile naturalmente gestire in un contesto come questo un fatto come quello che è accaduto, perché di fronte alla drammaticità di un gesto, io poi non li conosco, non so se stanno dicendo il vero, non so se questa lettera in cui parlano di lavoratori di consorzi del bacino di Napoli e Caserta, che scrivono questa lettera appunto per il loro problema di lavoro che avrebbero voluto consegnare ai rappresentanti istituzionali, che reclamano il diritto alla loro dignità e al loro lavoro per tutelare loro stessi e le loro famiglie. È ovvio che non c'è niente di più importante di questo. È ovvio che non c'è niente di più importante di tutto questo. Ma allora che si fa? Non facciamo altro, ci fermiamo, smettiamo, non continuiamo? Io credo, immodestamente forse, che la cosa per la quale siamo chiamati tutti noi, in questi casi, è quella di cercare di fare bene il proprio mestiere. Ecco, di aggiungere un segno positivo, costruttivo, anziché aggiungere rabbia e disperazione. Ecco, io vorrei ripartire da qui. Cerchiamo di prendere questo festival che, come tutti sappiamo, può essere bello, brutto, sciocco, allegro, spensierato, quello che è. Per quello che però vorrei che fosse, cioè il nostro lavoro è un momento di spensieratezza, è un momento nel quale ci si possa ritrovare, non per rimuovere i problemi che evidentemente esistono, e che i generi sono separati per forza, non possiamo fare tutti la stessa cosa.